La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Prosegue la rubrica Friuli Lavoro all'interno di Friuli Economy. Questa sera siamo con Benedetta Rossi, che è responsabile del progetto Risorse Umane 4.0 di MAV. Buonasera Rossi. Buonasera. Allora, il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia sta cambiando sotto la spinta dell'industria 4.0. Ci si domanda come cambieranno le professioni, come cambieranno anche per l'azienda il modo di operare. Nello specifico però, stando sui lavoratori, in che modo società di selezione come la MAV possono supportarli nella gestione di questa trasformazione dovuta all'industria 4.0? Mi preme fin da subito dire che il processo di trasformazione che ci ha travolto è prima di tutto un processo culturale che richiede un cambio di mentalità, sia per le aziende ma soprattutto per i lavoratori, che devono quindi percepire il cambiamento come un'opportunità e non come un agente negativo se vogliono essere vincenti nel prossimo futuro. L'obiettivo di MAV è appunto quello di aiutare lo sviluppo industriale, socio-economico, locale e nazionale, e andando a colmare quello che è il gap tra il fabbisogno delle aziende e la disponibilità del mercato del lavoro. Questo MAV lo fa attraverso una forte relazione con i suoi candidati, con i lavoratori, andando a creare insieme a loro dei percorsi di crescita e di carriera e andando a migliorare quelli che sono gli aspetti professionali in linea poi con le esigenze delle aziende. Dottoressa Rossi, quali sono le sfide per le aziende in relazione al capitale umano dovuto appunto all'industria 4.0? Le sfide per le aziende sono concatenate. Innanzitutto il primo fattore è quello che dovranno capire come il loro business cambierà in base a quello che è il processo innovativo che stiamo vivendo. In secondo luogo dovranno anche capire come l'organizzazione aziendale cambierà in base al business rinnovato e terzo fattore, coerentemente con i primi due punti di cui parlavo, dovranno andare ad individuare le persone che saranno le protagoniste di questo cambiamento, analizzando le risorse interne dell'azienda e quindi andando a mappare le competenze, le professionalità, allineandole ai nuovi schemi e inserendo in azienda ex novo delle figure, delle risorse che potranno attingere dal mercato del lavoro. Ecco, in che modo voi concretamente come MAV supportate le aziende nella gestione di queste sfide? Esistono fin da oggi degli strumenti in grado di supportare finanziariamente le aziende per tutti quelli che sono i processi di formazione e di riqualificazione del personale dipendente. MAV in questi anni ha utilizzato i fondi interprofessionali e ha supportato le aziende nella richiesta di contributi finanziari e di analisi del fabbisogno formativo, portando docenti e consulenti in grado di gestire quello che è il cambiamento e quindi il processo di riorganizzazione aziendale, processi di internazionalizzazione, corsi di trattative commerciali molto complesse o anche la formazione on the job a seguito dell'acquisizione di nuovi macchinari tecnologicamente molto più avanzati. Ma invece per i lavoratori, soprattutto coloro i quali hanno perso il lavoro e che attualmente sono purtroppo disoccupati, quali sfide dobbiamo considerare e quali sono gli strumenti che ne possono aumentare la professionalità aiutando in una ricollocazione come lavoratori attivi sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia? I lavoratori, come detto prima, dovranno maturare un approccio mentale molto flessibile. Questo gli consentirà di adattarsi ai nuovi business aziendali, nelle aziende dove stanno già lavorando, o per chi invece non sta lavorando, questo approccio mentale flessibile gli consentirà, attraverso anche il nostro supporto, di comprendere quali sono le esigenze, le competenze richieste dal mercato. Noi facciamo questo, lo stiamo già facendo attraverso il fondo Formatemp, che è un fondo che è nato per finanziare la formazione di lavoratori disoccupati e in somministrazione, e quindi organizziamo dei corsi completamente gratuiti per i lavoratori per andare a migliorare la professionalità e dare maggiori competenze, soprattutto in ambito tecnico e soprattutto legate a quelle che sono le reali esigenze richieste dalle aziende del territorio friulano. Bene, grazie mille dottoressa Rossi per il suo intervento e la rubrica Friuli Lavoro torna tra una settimana a Friuli Economy. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.